Si avvisano i gentili telespettatori che sta per iniziare una marchetta delle puntine del mondo. Buongiorno Italia che si addormenta d'estate e si risveglia d'inverno. Mentre il CP non si risveglia, continua a far finta di dormire. Si stava tanto bene a letto. Ma d'altronde cosa vuoi fare? Vuoi passare la tua vita a dormire? E un giorno, quando poi sarai vecchio, ti dirai tra te e te: ma cosa ho fatto nella mia vita? Ho dormito? No. Bam! Sì, ho fatto delle specie di recensioni per i robot aspirapolvere. Che poi la prima volta c'è stata anche quasi la genialata, cioè come cacchio faccio io recensire un robot aspirapolvere? Allora ho detto, no vabbè, il robot aspirapolvere in camper si può fare, no? E si è fatta, ok. Adesso però le cose simpatiche sono finite, però c'è una cosa effettivamente utile che molti mi hanno chiesto. Il concetto è: io che non capisco di tecnologia eccetera, lo posso usare? Così ho deciso di andare da Menona, che di tecnologia, con tutto il bene che le voglio, è anche troppo se mi usa la cabina della SIP, per vedere, cioè io posso configurare, io nipote, io nevodo, posso configurarglielo e lasciarglielo lì, cioè non che ogni giorno devo andare a pinciottarglielo da remoto, ma posso dargli, non so, un orario, ok? In modo che lui lavori mentre lei fa riposino, eccetera, eccetera. Vediamo. L'elefant! Già mi vedo mia nonna con sto pizzo qua in giro per casa. Aspetta, perché una volta, per quanto ti possa sembrare incredibile, a uno si è dispiaciuto perché non avevo fatto l'unboxing di una cosa. Cioè, vedi scartoffie che c'è dentro? Comunque. Libretto, spugnetta 1, spugnetta 2. Color marmo. Le spazzoline. La sua basina. Ma tagliamo di brutto perché oggi ho tantissime cose da fare, quindi andiamo subito a configurarlo e vedere cosa succede. Ah! No, si è fatto merenda! C'è ma piova, ma arriva si ghiacciama, come gli indiani una volta che ghiacciamia e arriva. O no? Perché è fatto anche bene, molto carino, già. Ah, e do del ricambio. Vabbè, ovviamente la configurazione con l'app gliela faccio io, quindi saltiamo tutta sta parte, visto che è il concetto. Se poi il Menona usa sto strafante elettronico, detta anche così volgarmente in italiano, può mia nonna utilizzare questa tipologia di robot aspirapolvere? Punto DA, domanda? Ah, io scelgo il cinese perché momentaneamente, oltre a spaghetti di riso alla piastra, non sono molto ferrato. Devi registrarti. Sti Menona che va in giro col carretto per casa. Mi registro, inserisco i codici di accesso, gli aggiungo il robot. Ah, questo è l'F1 serie, porca miseria, anche la robot da Formula 1 Menona. Potete vedere che è sgomata in giro per casa. Step 1, power on. Su. Cuccia del partito, fermo, sta buono, calma, ehi, cuccia. Ah, le torna in base. Adesso sta andando. Oh, Nuna, le ha dato il nome qua. Le ha dato il nome, cosa fai? Il nome? Cosa chiami tu? Osvaldo? Sì. Chiami Osvaldo? Sì. Buon, deciso, ma non hai detto Osvaldo. Perché lui, come l'altro, nei primi giri deve scansionare l'area. Aspetta che mi cavo che mi pincia sotto. Vedi tu non? Lo strafante là in giro per casa, passa dappertutto, vedi tu? Ti sei contenta?
No, non si fida tanto ma non. E tu? Tipo. Sì, c'è il frego, c'è tutto. Sì, adesso da scansionare tutta a casa, la conosce tutta a casa. Dopo la batteria scarica e si metterà in carica e dopo adesso che lo imposta che fa tutto lui. La mia macchina fotografica per fare video. E il microfono? Perfetto, ora qua così non è contenta. Allora, schedule significa pianificazione. Quando lo facciamo andare? Quando lo fai andare? Non ha. Cosa? È il piccio qua. E ora, tutti i giorni? Sì, metti, tutti i giorni. Inizia quando dobbiamo iniziare, con il letto, così il terreno sotto le coperte, sotto il letto. Beh, sotto il letto mi andaria bene adesso, all'età. E dopo non ti sveglia? Ma di notte no, fammi come no. No, fine ora del pomeriggio, basta non te in strambe su col cammino. Non sono io prima, Fa morirti. Ma un botto mente. No, da un po'. No? Da fare dormirmi. Appunto. Ma mi se c'è le porte resta poi in cucina. Ma non tenete anche altre stanze? E va un'altra volta. Powerful mode. Ma e quando che ti va via, cosa ti conti il telefonino? No, fa tutto lui da solo. Ora che le devo fare a mappa di casa tua, tu stessa, le devo fare. L'ha fatto 2 metri quadri per ora in 4 minuti. E sporco che tira su dove lo butti? Ah, dopo le te fai vedere, dopo le levetta che ti. Non mi sbassa, non fai. Non te sbassa? Io ora che passo trovate lo svuoto. Niente, lui continua, lo andava sotto, poi ragazzi è un po' più stupidino del modello precedente, perché il modello precedente quando trovava ostacoli girava questo no, mi dispiace bocciato questo purtroppo, niente, chiudo qua il video. Quindi ragazzi il test era, si può lasciare in completa autonomia questo strafante, vedi io non vorrei essere sempre cattivo con le recensioni, però effettivamente no, cioè se io devo stargli dietro a sta roba così come gli sto dietro a un spazzettone, prendo lo spazzettone e faccio uguale, insomma ecco. Ah, poi se fatto un regalo ogni volta te la lascio dire tutto. Ma sì, grazie! No, ripeto, mi dispiace fare l'antipatico, però io sono così, devo dire sempre la verità e niente, si è spento a metà strada, cioè non è neanche arrivato alla base a ricaricarsi. La nonna mi fa, mi si è spento, cosa devo fare? Che poi anche là se non va in carica da solo devi incentrare bene le 2 resistenze, altrimenti non si carica. Guarda i tedeschi che hanno tanti più soldi di noi italiani, in media ovviamente, sto parlando della media. Guarda il gavone dietro, mi hanno fatto una finestrina, non posso zoomare per quel sigma, una finestrina scorrevole perché dentro hanno una gabbia e tengono il cane, c'è tutto il gavone, il garage dietro e la cuccia del cane, con tanto di finestrella che puoi aprirla in corsa per ventilare il fufi. No, non facciamoci prendere dalle emozioni o dai giramenti di emozioni. Lasciamogli ancora del tempo. Risentiamo mia nonna tra una settimana circa e vediamo quante volte è dovuta intervenire. Se è dovuta intervenire, insomma non spoileriamo, praticamente sentiamo mia nonna cosa dice. CP, è passato qualche giorno e dobbiamo chiedere alla nonna, guarda se mai mi ascolta quando fai un discorso, dobbiamo chiedere alla nonna come si trova con Osvaldo. Come va Osvaldo? In camera mia ne dormo. Non devo andare in camera tua? Sì, brutto deve essere. Da qua. Mi va in giro, mi va a stormeon. Il ciuccio che adesso fa fare un dispetto e va apposta in camera sua. Ciuccio adesso? No, non torno indietro. Ma neanche per terra? Beh, mi non provare, mi non età. Sì,
netta insomma. Ma pensa di sì. Ancora presto dai. No, non avevi tu, basta domandare e Osvaldo le cose esaudisce. Guarda sotto il letto Osvaldo, guarda che non ha che tenere il discorso sotto il letto perché non arriva che a 2 ore a metà sotto. Vabbè, vai. Sono contenta di andare in camera, sotto il letto. Mi? Sì. Manco vai a sbassarmi, manco così trovo netto. Ah sì? No, così che sto attento non ha? La pioggia ha scelto Gli pericoli. Ecco là, avrò sentito 1.000.000 di volte. Ah, poi vecchi. Ero di coglioni Osvaldo ieri. No, Non andava bene, è andata e poi è andata aperta, il sole. Lo so? E delle volte invece resta, Incastrato. Ma tu dirai una spezzata, come tu dici. pura bestia sotto là. Un po' la bestia, è un robot e un po' la bestia. Mette il cuscino, Ah, perché ne vai. Si sono accorta, se no va sotto la televisione. te mette il cuscino sotto il mobile se non lui va sotto il mobile. E dopo si impegna là e gratta. Ho capito. Beh dai, però per tira su e tira su. Tira su sì. Dai. Tanta di capolvera, ma gli vergini. A parte che ho stua. Noi nessuno, va che misteri. A Venezia, twist. E tutti i cinesi. Arila. Parliamo. Ho dato capodanno, non ha. Vado a ballare. Non ha, ma è stato ben te. Non ti ho mai domandato una roba? Sta che preoccupami. Sapeva di mandare. Poi adesso che non ti smetterà. Ogni volta che arrivo mi domanda sempre la stessa roba. E ancora non ti ho mai domandato. Si ti è data a mangiare Che le anche vero 40 ancora, sì che non l'ho data a mangiare. Aspetta che finisce. Yuri, mi è 10 ore. E qui era ora del cancelletto che mi guardia. Che aspettia. So. Perché sa che te ne imbua come un pozzetto. E ora noi lo mandiamo in Rio Osvaldo. No. Che pubblicità doveva fare? Niente. Cosa fate? Era stato registrato. Ride quando che parlo di dieta. No, l'importante è parlare che lei, non so se vuole anche fare il patrimonio UNESCO, adesso non mi ricordo, ma comunque è una roba importante i dialetti a livello culturale. Vuol dire che non ha da essere smentegati, cioè sì la gente a parlare italiano, ma anche i dialetti. Uno dovrebbe come me parlare italiano, inglese e dialetto. Il dialetto, Yuri. Si parla il dialetto, come si dice? Di Sicilia, per esempio. Cosa capisci? Ma a Sicilia, oddio non mi ricordo come parla in Sicilia. In Puglia sì, si parla in dialetto suo, no, non capisce niente. Va bene, farà mia il tesonare in siciliano. E ora sta attento. Sono andata a fare la spesa. Sono andata con tua mamma, visto che se eri in macchina, hai dovuto che ti porti a Conac, così ti c'è quel che ti vuoi, a carne specialmente. E era a costa in offerta. Ma non sta a credere chi ha messo in offerta perché ti da guardare, questa lì è rodo di carne, quale è grasso e dopo quale è carne. A costa normale, non dovrei avere grassi in mezzo a carne. È vero che lei è più tenera, però lei è anche più grassa. Tu capisci? Sai tu come che assecciamo a Vicenza? Le costesine. A sparagagna. Infatti dice se devo portare a sparagagna, mi dice boh, cosché sarà il spago da ligare qualcosa, invece no, è costesine. Pensa a te, ogni volta che si trova non si capisce mai niente. Per questo si imbriagano. Che tanto uno parla in Vicentin, che altro in Padovan, che altro in Mestrino, non si capisce niente. E ora si imbriagano, manco sei contenti. No. Bevi normale, ma non imbriagarti. Ora fate più a razza che ne vai a buttare via. No, bisogna Infatti stasera. Ma non so non a quante che puoi stare una volta No, zitto. Mi dopo mezzogiorno li tiri via, li tiri fuori e passi il tuccio e metti in frigo.
Domani può darsi che mi fai anche una pasta. Bene. E te inappa 20 pasta là? Beh, bisogna vedere perché le cave mi fuori da là. No, ma secondo... Più pianino, mi vuole tanto tempo, ma le cave, come stai soppressivo, so io. L'idea. Io preferisco qua scorza perché ti ciuccia meglio e te Ma ciappa anche il sughetto. ma mia ora mangiare la pasta col sughetto. Vabbè. E mi butto dentro e cose sue, e sarà piccolo, quel che ti vuole, ma il gusto è lì. Vabbè. E sulla pasta, se le tante sugo, che non le tanto, butta dentro la pasta un centindrio e assi che vai attorno che si sughe. E ora te mangia quei vongoli. E adesso dopo dove andiamo? Vieni trovare dei nostri amici, te che il borgo bello è che Là lì. con centindrio di spugna bagnate, tenete, non corre che te cambi. No, mi piace perché ho No, più... no, Sì, no, perché no. ho poi vede e dice guarda quello il magna ben, perché un po' spotacciasse tutto, lì che il magna ben, del gusto tu Dì capisci? che cotevi da tua nonna te mangia sempre bene. Capito, ma non è che fermi la gente che lo dice a tutti, mentre si vede a maglia spazza e dice guarda E quello. dopo dite a un'altra roba. Sotto, ti vedi, sempre la maglia dell'ana e ora metti in caldo, riparato. Sì, Se l'è tutto cotone, anche la Bini è vestita di tutta roba sintetica. Ma poi a ciappafuoco. Magra che la è, Un è fiammifero, sempre un freddo. fiammifero in giro. Io che ti attaccai adesivi a Natale. Mi. Ah, E io taccai sbagliai. no, non ti avevo mai messo adesivi a Natale. Così. Sì, e mi ha portato Lorena, anzi, ho di solarme rossa te mi tira da una roba. Sì. No, mi non vai, no, stai a fare l'albero, mi tocca spostare la roba e dopo. Mettiti via su una scatoletta, ti mangia domani. Focolaio a Parè di Conegliano dopo il viaggio ad Assisi. Tu hai stato? Sì. Te mi dice sempre Per cosa io che nati a Assisi, chissà che lì che sto contagio. Dire. Prega la Madonna stando a casa, che è Ma compagno. sì, ma la Madonna Assisi. Non so chi è nati. E poi le pregare anche col computer, in videoconferenza. Installare. Sì, ma lì ne so quanti che c'ha il virus adesso. Ma Madonna, non puoi fare che non vede il virus. Mi fa più Madonna una volta. Lì, per esempio, i suore loro non i vaccinati. E va via con un mascherini. Lì per esempio là ho i tortini che i drio scava. Adesso se noi mangia, anche se esca lui, Ti metti in congelatore e ti mangia qua a 20 anni. anche se esca lui, passa 8-10 giorni, qui è buono, mangia stesso perché ti vede quando chi è nati da mai? Chi ha un fiato muffa che cosa. Te bevi anche acqua ogni tanto. Sì. Giusto? Per non andare via storto ogni volta. Non mettevi in davanti. Ti omette, se non ti omette il parco non vuoi date da mangiare e da bere. Non so. Ti mi mette il mangiare davanti. Cerca di Poi niente, Ciccione guarda che misteri. fare manco mangiare stasera. No, stasera il pasticcio con i radici. Che fatto? Butti tu via? Ti mangia domani? Sta che? Sì, perché adesso, Ah, Dio, poveri ciccioni. adesso cose, dopo verde a netti quando che lì 4 e mezza, ai 5 attacchi, ai 5 lì 4 ore a stare staccare, e dopo va fin alle 9 e mezza 10 stasera, dai 5 alle 5 ore, 10 ore a mangiare un sacco. Poi io dico che la morte è Beniamino. Sì. Muore tutti. Per quello non mi fai la barba. Se ho perdo tempo a farmi la barba, non capisco, ho sfruttare il tempo. Ma ti quando che ti tagliare qua, ti tagliare qua, no, io ho qua il ti può tempo. lasciarla. No, io ho il tempo. Certo. Dopo come muore, se là. Ti non ti ha fatto niente il vaccino. Tanti vede allucinazioni, vede robe nere dappertutto. Ti niente. Vuol dire che è già da prima, lì qualcosa, perché a tutti non gli fa bene, perché ha delle patologie Ma addosso. secondo me a certi. Le patologie, che non tante sai, che ho il diabete, Ma sì, che ho ma la pressione alta. è tutte robe dovute, quelle quante che te mangiano, le malattie, le conseguenze del stile di Bravo, vita. bravo. Guarda, me lì, una settimana, prima ho fatto a tua mamma che cerca il coso, esame del sangue che ho fatto, veda che valuta che vede, i zuccheri, Valuta.
E dopo guarda, no, sa, qualche sia delle, e che sono tutte a posto. Il Fiantin, le 115 dovrà essere 110. Ma sì, ti devi guardare anche a me che Bravo. E dopo mandava a Bini a carta che mi ha data l'URSS, che tira fuori lui. l'URSS. L'Unione Russa Sovietica. Il dottor che tira fuori a lui è l'esito che lei. Una settimana che chiama per dimandare, dottore, tira fuori, guardare, analisi, io alte e basse, va bene. È sempre occupato. O che lei è occupato, o che lei è a segreteria, o che il telefono non c'appa. Ma te sai che forse vuol cavare i medici e base? Che non serve a niente, non sa niente. Era visto che è nata Zaia adesso. Devo andare a fare il muso nave, io. Buono! Era che ti fa male, ma No, smetti. ormai sono abituato, guarda che cai. Lei è un antistress, non lo capivo. Va ancora in bicicletta, là ti Magari la prossima settimana sì. Che gansetta là mi ha fatto tuo nonno, sa tu? Lo so. E la gente diceva, ma guarda che affari, cosa conti quel gansetta là? Ero amico di te, poi il queccio che ne sta su. Via, 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 via. Curi. Via, 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 via. Vai, Così non ti puoi la pisare prima. oh. Quella che ha che barca là insieme a macchina, cosa io rido là? Chi ha barca insieme? È andata via. E va la canola? Ma tu messo la macchinetta perché registri quel che parli? Ah, sì. No. Boh.